dica chi è lei, dai, ci dica chi è Un lei. cittadino. E quindi qual è la sua tesi? Guardi, Ce lo dica anche alla ci sono il stampa. ponte Baile che si può mettere. Sì, sì. Cioè, Quindi lei è un due tecnico? Lei è un tecnico? No, È un ingegnere? io no. E allora? Ma lei ha gli ingegneri comune, lei ha ingegneri, mi sono accorto che ingegneri. Sì, allora lei non ha 2 capito. anni per fare il ponte, Eh no, 2 anni. No, infatti non lo facciamo in 2 anni. Se siamo bravi e fortunati e non succede con tutte le autorizzazioni, 2 giorni, meno di 3. 2 giorni. Per fare cosa? Guardi, lei sta dimostrando. No. Conferenza stampa del sindaco De Luna. Se voi siete qui con un cartello con scritto chiaro e tondo dimettiti, per quale motivo? Perché il sindaco non sa fare il suo dovere, fino adesso non ha saputo amministrare la città di Quarto, ce la sta portando allo sfascio veramente, tutto allo sfascio, dalle strade che non funzionano, dalla rete idrica che non funziona, dai parchi che ha chiuso, dall'area verde che è invasa la città, dalle aree verdi incolte che non vengono pulite. Vogliamo ancora dire delle altre cose. Chiamiamo la polizia locale, ci viene detto non abbiamo macchine e personale a disposizione. Allora tutto questo io mi chiedo da cittadina quartese che cosa dobbiamo fare? A chi dobbiamo darle le colpe? Le diamo al primo cittadino perché è lui che ci sta amministrando. Quindi quello che ha detto oggi in conferenza stampa non vi soddisfa? No, assolutamente no, perché siamo stanchi di sentire sempre le stesse cose, perché non c'è bisogno di avere una laurea per capire che questa cosa si può fare, questo lavoro si può fare in meno tempo e lasciare la viabilità, perché abbiamo bisogno perché alternative, le strade alternative sono piene di auto, c'è l'ingorgo, ci si impiega anche 40 minuti per uscire fuori dalla città e quindi questo non c'è possibile per chi affronta il lavoro. Lui ha promesso che forse entro settembre, se ce la fanno, verrà riaperto. Voi avete fiducia in queste parole? No, perché ne ha detto talmente tanti, ci ha portato tanti da un mese all'altro, da una cosa all'altra, adesso basta. Adesso siamo stanchi, che faccia qualcosa, che veramente quello che ci ha promesso lo metta in opera. Ci ridia la nostra città perché ne abbiamo veramente bisogno, perché non abbiamo più niente, pure le tasse a noi al comune le paghiamo, non ci possiamo permettere. Che cosa ne fate dei nostri soldi? Dove li mettete i soldi che paghiamo con le tasse?